ricordare che Luca Zaia, in provincia di Treviso, nel 2003, tramite i suoi uffici, ha fatto cacciare i cuccioli di capriolo, non i caprioli, i cuccioli di capriolo, quelli che i bambini vedono nelle fiabe, no? I bambi, ecco, la LAC ha fatto ricorso, anche assieme ad altre associazioni, WWF, Ceralico, eccetera. Come sempre abbiamo perso al TAR, come spesso succede, perché il TAR è un po' troppo vicino al in Veneto, in Consiglio di Stato è stata dichiarata illegittima per la caccia. Io spero che qualcuno magari se ne ricordi, e se non ve lo ricordate, la mamma era, mi pare, stata incidentata, era morta, si era tenuta in questo recinto e a un certo punto le guardie mandate dalla provincia fanno una sanzione a questo perché è fauna selvatica, che in realtà è vero, non poteva detenerla, doveva denunciarla. Ma che cosa fa la provincia? La provincia destina questo cucciolo di cervo a Piero, prima cosiddetto Piero Primavera, Gianpietro Zara, noto ristoratore di Godica di Sant'Urbano. Ha anche un mini zoo questo signore qua. Questo, pensate, è quello che ha lanciato ancora all'inizio la campagna elettorale di Zaia, quando Zaia è diventato dopo assessore all'agricoltura in provincia di Treviso, in un recinto in mezzo al fango la Nonissa. E allora anche lì protesta, eccetera, fino a quando siamo riusciti a farla affidare a un centro del Trentino di recupero, perché un animale va recuperato. Era andato a finire, fauna selvatica, la teneva un signore che l'aveva allevata da piccola, in un posto meraviglioso, anche se comunque in uno stato semibravo, e gliel'hanno data la provincia, cioè noi, i nostri rappresentanti, a uno zoo, perché questo era l'amico di Zaia. Noi abbiamo denunciato, ecco quella cosa. Altra cosa, andate a vederla nel nostro sito, perché vanno tirate fuori queste cose qua. Perché chi ama gli animali non può votare per uno come Zaia. Assolutamente. Un'altra cosa che ha fatto Zaia, visto che ci sono, nel 2002 a Treviso si sono inventati il controllo dei nocivi. Per me il controllo dei nocivi è il controllo dei cacciatori. Fare un numero chiuso, al posto di 8.000 ne mandiamo 100 all'anno, perché nuociono gravemente alla natura i cacciatori. Se qualcuno vuole smentirmi, lo dica, sono qua, insomma. E allora si sono inventati con le gabbie e trappole, con il richiamo dentro della gazza o della cornacchia, di prendere altre gazze o cornacchie vive e per poi ucciderle, perché cornacchie e gazze predano qualche piccolo animale e quindi fanno concorrenza ai cacciatori. In realtà io dico, volpi, cornacchie e gazze, considerate peste nera e nocivi, sono, secondo me, animali da proteggere, perché, e apro una parentesi, i cacciatori dicono che fanno selezione all'incontrario degli animali, perché anche nei caprioli, nei cervi, fanno uccidere i più belli, perché poi fanno un trofeo, lo vedete appeso ogni tanto nei ristoranti, eccetera. Quindi indeboliscono anche geneticamente gli animali. Tanto per mettere i puntini su lei. Quindi volpi, cornacchie e gazze che mi vanno a predare altri animali, perché sono anche carnivori, hanno un ruolo importantissimo, perché fanno selezione. Quelli sì che invece fanno selezione giusta, perché catturano magari il pulcino che vuole meno, fagiano, magari catturano l'animale ammalato, più debole, e quindi fanno selezione della specie. Gli animali che si salvano sono i più forti e si riproducono gli animali forti. Ecco, si sono inventati questo. Abbiamo raccolto allora con la LAV più di 2000 firme, ci hanno dato un contentino per un anno, hanno chiuso questo tipo di caccia e poi l'hanno riaperta. Perché è dannosissima questa caccia? Perché oltre a uccidere gli animali che fanno veramente selezione naturale, lo facevano in primavera. Cioè tu vai a prendere la mamma gazza, quei piccoli al nido, era maltrattamento animali. Noi abbiamo fatto queste denunce, però cosa volete? La lobby dei cacciatori con quella dei palazzinari e dei cavatori in Veneto è sicuramente una delle più potenti. Ma un'altra cosa che si sono inventati in Regione Veneto, secondo me è una delle più scandalose negli ultimi anni, è quello che si sono inventati nel 2008. Allora, nel 2008, in mezzo a una legge che si chiama, aspetta, adesso dovrei averla, scusatemi, era praticamente sul riordino delle normative della Regione Veneto, una legge con un centinaio di articoli. Inseriscono in un comma di questa aggiungere al comma 2 dell'articolo 17 della legge, che sarebbe la legge sulla caccia, di fauna domestica in salvaticità.
è roba estera. Allora lo scopriamo per caso, perché hanno fatto un blitz, come al solito, e scopriamo che queste paroline inserite nella legge sulla caccia vuol dire che le province possono concedere ai cacciatori di sparare in campagna a animali domestici inselvatichiti. Allora, i cacciatori l'hanno sempre avuta a morte con cani e gatti in particolare, perché i cani, pensate che fino a pochi anni fa, i cosiddetti cani e gatti vaganti potevano essere uccisi se trovati a 200 metri dalle abitazioni, sempre perché questo concetto, no? Perché sono loro concorrenti, avete capito? Diciamo che la legge adesso è un po' più severa e allora non hanno detto puoi cacciare cani e gatti, hanno messo fauna domestica inselvatichita. Siccome dopo chi deve applicare queste norme sono gli uffici delle province, in Veneto abbiamo 7 uffici caccia, ogni provincia produce, io penso, 100-200 delibere, decreti a termine al giorno. Figurarsi dopo come vai a scoprire quando faranno questo atto, perché dietro un'azienda tali di tali o nella zona del popolamento di cattura ci sono dei cani dandati che distruggono, fanno salvati alcuni cacciatori, allora lì concedo ai cacciatori di andare a sparare. Questa è stata approvata nel luglio del 2008. In aprile del 2008, pensate, accade questo alla Mina di Gaiarine, quindi qua vicino. C'è un signore che ha delle serre e che ha dei cani liberati in questa area, ha 3 cani. A un certo punto, una mattina, i cani non arrivano, ma in cerca dei cani ne trova uno praticamente zoppicante, sanguinolento, fa un'ulteriore ricerca, trova un altro cane che aveva 50 pallettoni addosso. Il terzo cane non l'ha mai più trovato. Cosa è successo? 4 cacciatori di notte erano andati a caccia delle volpi, pensate primavera, ecco un'altra cosa che fa la provincia di Treviso, e si sono avvicinati a queste serre, i cani hanno fatto il loro dovere, sono andati incontro ai cacciatori e i cacciatori hanno sparato ai cani. In questo caso ci siamo rivolti alla magistratura e siamo stati molto fortunati perché il magistrato se l'ha presa a cuore e fortunatamente la figlia di questo signore, il signor Polesel, era anche avvocato e quindi è riuscito ad ottenere addirittura una perquisizione domiciliare. Uno di questi cacciatori era un pezzo grosso, era il presidente di un ambito territoriale di caccia, che sono le loro strutture, no? Dove anche lì ci sono le votazioni, le elezioni, quindi hanno più potere poi di gestire anche dei soldi, perché ci sono anche dei soldi da gestire, e quindi è stato quasi un mezzo miracolo. Però, proprio perché è stato colpito un pezzo grosso, probabilmente le vie strade della politica sono infinite, 4 mesi dopo, come lanciare alla gente, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato questa norma qui. Perché? Naturalmente quando ci sarà il processo deve ancora venire, cosa dirà l'avvocato? Ma guardi, signor giudice, c'era nel 2008 una norma che in fin dei conti consente anche la caccia agli animali domestici sfatichiti, cioè quindi anche i cani, anche i gatti, no? I miei clienti era di notte, quindi non ci hanno visto bene e hanno scambiato, pensate, un meticcio tra pastore tedesco e Doberman di 50 kg con una volpe che pesa 4-5 kg. Ecco, ieri sera ho visto uno spot della Lega. A un certo punto ci sono tutti i temi, l'energia, l'ambiente, la caccia e la pesca. Allora c'è Ciambetti. Ciambetti è consigliere di Vicenza, consigliere regionale, e Ciambetti dice la Lega ha portato e consentito le cacce in deroga in Veneto. Ne dico, qui si vede quanto grave è il problema dell'informazione in Veneto come in Italia, perché se tutti fossero informati su quella che è la caccia in deroga, su quello che comporta questa caccia illegale, quello non sarebbe uno spot al contrario, come dire, non votate, perché siamo dei sostenitori di reati, siamo dei sostenitori di illegalità, siamo sostenitori facciamo rischiare i cittadini del Veneto che si beccano le sanzioni per far andare a caccia una minoranza da prefisso telefonico. Questo sarebbe quello spot. Ma la gente che lo vede e lo sente non ha, proprio grazie a questa informazione che non c'è, gli elementi necessari per dire che questi sono delle persone che probabilmente in altri stati europei gli mettono le manette a un cacciatore in Inghilterra, prova a sparare una pistola, ti arrestano.
Se tu spari una pistola in Inghilterra, a parte che gli inglesi neanche ci pensano a sparare, perché loro un uccellino protetto, insettivoro, utile all'agricoltura, ogni anno si spendono milioni di euro per prodotti chimici per l'agricoltura, quando abbiamo questi amici che ci mangiano insetti nocivi, mangiano anche le zanzare, pensate, e noi da qua ci spariamo.